Oggi è un piacere di accogliere il debutto di questo progetto che è stato finanziato e ideato dalla provincia e dalle altre istituzioni locali e che coinvolge tutte le residenze per persone non autosufficienti del Veneto. E il pregio che ha questo progetto che ci è stato proposto è quello che proprio si inserisce e risponde appieno a quello che è il nostro modo di vedere i servizi da dare al territorio e da dare alle persone fragili. Già nel passato avevamo avuto delle esperienze parziali su questo tipo di attività di pet therapy che avevano dimostrato la grande valenza e il beneficio per le persone che interagivano con gli animali proprio a livello anche cognitivo, di presenza e di capacità di risveglio. Quindi è un progetto che a noi fa molto piacere perché si affianca a tutti quegli altri progetti, attività di servizio che vogliono offrire ai nostri ospiti, alle persone che frequentano le nostre strutture, una possibilità alternativa di fare cose diverse, tutte nel senso di migliorare il benessere della persona. Inoltre possiamo dire che questo progetto cade in un momento particolarmente bello, importante per la nostra fondazione perché a breve festeggeremo il nostro 70° anniversario, che sono 70 anni non di una struttura vecchia, non di una struttura che continua a ripetere le cose che ha sempre fatto, ma di una struttura che ha avuto la capacità di autogenerarsi e di creare innovazione, servizi nuove risposte ai problemi delle persone non autosufficienti o le persone deboli, e in questo ha saputo costruire il suo passato, ma con una forte visione verso il futuro.